Abbiamo il primo ospite dell'appuntamento, Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia di Stato. Ben ritrovato innanzitutto. Allora, commentiamo quanto è successo quest'oggi a Pordenone. È veramente una città cambiata nel tempo e soprattutto è da stare veramente tranquilli o avere qualche timore a passeggiare per il centro? Ma il timore di passeggiare nel centro, insomma, questo è un po' troppo. Direi che è cambiata nel tempo, al di là di questi episodi che da quando esiste il mercato a Pordenone sono sempre successi. Diciamo che c'è un aumento, ecco, diciamo che c'è un aumento di questa tipologia di furti, anche perché è forse più facile agire sulle vecchiette al mercato, qui diciamo sempre di tenere la borsetta davanti, di chiuderla, non lasciarla così alla mercé di tutti, perché tra tutti c'è anche l'uomo cattivo. Allora bisogna stare un po' più attenti, ecco questo, bisogna stare un po' più attenti. Ecco, ma soprattutto, Padrone, ok, le persone devono stare più attente, ma soprattutto ci deve essere anche maggiore vigilanza del territorio. Allora, Polizia siamo sempre lì, al mercato ad esempio noi abbiamo anche delle pattuglie in borghese, prima avevamo più uomini in borghese che giravano proprio nell'attività del mercoledì e del sabato, forse più accentrati nelle giornate di mercoledì e del sabato al mercato, ma avevamo molto più persone. È chiaro che il numero delle persone oggi sono diminuite e i numeri di servizi sono aumentati. Lei prevede le manifestazioni sono aumentate, ma i numeri delle persone con cui, degli uomini, delle forze dell'ordine sono diminuiti. Questo lo dico da anni. Adesso arriverà qualcuno, abbiamo annunciato tempo fa qua dagli studi che c'era questa cosa, arrivano queste persone che è una goccia nel mare, è una goccia nel mare, perché rispetto alle esigenze, se arrivano 6 persone ne mancano oltre 70, vedete voi un po' se questa è la soluzione. Bene. Poi il problema è che a Pordenone, come dicevo tempo fa, dobbiamo pregare che arrivi qualcuno che purtroppo sono 15-18 anni che aspettano di rientrare in provincia nella città natale. Il problema è che queste persone hanno ormai superato anche questa volta i 45, 46 e anche i 50 anni di età. Bene, grazie come sempre. Grazie a voi. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della UGL Polizia di Stato.